Sabato 26 e domenica 27 aprile il campo di Via Felluga ospiterà la 32esima edizione del torneo Città di San Giusto, una 2 giorni che vedrà sfidarsi alcune tra le squadre più blasonate del panorama europeo nella categoria giovanissimi. Organizzato dal San Luigi Calcio, il torneo si conferma tra i più prestigiosi del Friuli Venezia Giulia. In campo, oltre ai padroni di casa, ci saranno realtà di primo piano come Juventus, Bologna, Venezia, ma anche formazioni internazionali come la Stella Rossa di Belgrado, il Koper dalla Slovenia e il Granica Županja dalla Croazia. A difendere il titolo i campioni in carica dell'Udinese. L'inizio è fissato alle 9 di sabato con il match inaugurale tra San Luigi e Stella Rossa. A seguire la Juventus se la vedrà con il Koper, il Bologna sfiderà l'Udinese e il Graničar affronterà il Venezia. La finalissima andrà in scena domenica alle 12:30. Un evento che è molto più di un torneo, come sottolineato dal vicepresidente della regione Mario Anzil e dall'assessore comunale Lisa Lodi. Si tratta di un'opportunità per trasmettere ai ragazzi i veri valori dello sport, rispetto, condivisione, spirito di squadra, in un contesto, quello del San Luigi Calcio, che fa proprie queste caratteristiche. La fama del San Luigi precedeva la visita, è una società sportiva che da anni si impegna ad altissimi livelli, soprattutto con i giovani, con i ragazzi, e credo la società della regione che ha il maggior numero di ragazzi che militano nel settore giovanile, e i risultati si vedono sia per i ragazzi ma anche per la prima squadra, e perfettamente interpreta quello che è lo spirito della regione, che ritiene lo sport strategico per contribuire a creare un luogo dove sia più bello vivere. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del San Luigi e in televisione su Media 24 TV, canale 77 del digitale terrestre.